Vicepresidente Bolzonello, perché un nuovo DDL sul turismo e quali sono le principali novità introdotte? Un nuovo DDL sul turismo perché la legge attuale sul turismo, la 2 del 2002, ormai è datata a 14 anni, all'interno ci sono molte parti che sono desuete, non sono più applicate e quindi andiamo a una rivisitazione complessiva. Facendo questa rivisitazione mettiamo in particolare tre novità. La più significativa è quella che riguarda la tassa di soggiorno che potrà essere istituita dai comuni che lo vorranno, in particolare i 4 comuni capoluogo e i comuni di Lignano e Grado potranno farlo da consultazioni con altri comuni, mentre gli altri comuni dovranno comunque fare un passaggio rispetto alle UTI, ma potranno applicarla anche loro. Una tassa di soggiorno che vede come range 50 centesimi come minimo, 2,5 euro come massimo, che i comuni potranno applicare e decideranno su quali tipologie, se alberghi, appartamenti, insomma decideranno i comuni dove applicarla, che però avrà un vincolo. Questa tassa di soggiorno non potrà essere messa a bilancio e poi utilizzata per qualunque esigenza del comune, ma dovrà essere utilizzata solo ed esclusivamente per scopi turistici. In particolare il 70% di questi fondi che arriveranno dovranno essere dedicati ad investimenti e il 30% a promozione. Perché questo? Perché in questi anni ovviamente la parte legata agli investimenti, i trasferimenti che la Regione pone in capo soprattutto ai 4 comuni capoluogo e ai 2 comuni turistici più grandi diventano sempre meno, non ci sono più gli elementi della pluriennalità, quindi i mutui da poter accendere, eccetera. Quindi c'è meno risorsa per fare infrastrutture e con questi quindi dedicheremo parte alle infrastrutture turistiche, quindi piste ciclabili, eccetera, eccetera. Dall'altra parte il 30% invece è promozione turistica che i comuni decideranno e che dovranno però sia la parte infrastrutturale che quella di promozione essere concordate con gli stakeholders, con i portatori di interesse, quindi con le associazioni di categoria che fanno turismo in quei territori, in quei comuni. Si diceva comunque 3 novità nel DDL del turismo, quali sono le altre 2? Le altre 2 sono una riscrittura di tutto il sistema degli uffici di accoglienza turistica, degli IAT in particolare, tutti sotto la regia di Promoturismo e con convenzioni poi singole con comuni o pro loco, ma sempre solo ed esclusivamente con Promoturismo come guida di tutto questo processo. La terza novità di questo DDL è una riscrittura anche di quelle che sono le strutture turistiche. Andiamo ad inserire delle nuove forme tipo i condotel che già sono previsti a livello nazionale e li portiamo anche all'interno di questa nostra legge regionale.